stamattina siamo un po' in trip, se non tanto il trip nel senso il viaggio che stiamo facendo, ma in trip mentale, nel senso in paranoia, in quanto avevamo chiamato il campeggio Masnou, no? E gli avevamo spiegato, guarda che veniamo là, non sappiamo l'ora che arriviamo, lui fa, sì, non c'è problema, non serve prenotare, è aperto H24, speriamo che sia vero. Io per pignoleria, un po' per professionalità, diciamo, per quella professionalità che mi tiro dietro, ho scritto un'email con riassunto della telefonata. Guarda, come da telefonata ci avete detto che non serve prenotare, eccetera eccetera, abbiamo un camper, siamo in tre, bla 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 bla, arriveremo più o meno il giorno tot. E adesso per richiamarli per conferma, manca 600 km. Questo perché sto vedendo un po' troppi camper e che siamo nella Francia, anche quella brutta, insomma eravamo veramente in posti un po' sfigati prima, eppure tutte le aree camper, i parcheggi, i campeggi erano strapieni. Infatti vedi i miei sesti sensi, io non è che voglio parlare male delle persone, però sai, essere prevenuto è un risultato di infinite statistiche fatte a livello subconscio del cervello. Questo per dire che chiami e ti rispondono è completo, e io gli ricordo, ma no, porco della tua divinità, avevamo prenotato, in più anche per telefono, cioè, nonostante ci avessero detto non serve prenotare, e alla fine ci cocò e alla fine si dice ok dai, no problem, si è tirato giù il numero di telefono mio, il nome, è andato a verificare e adesso andiamo. Porca miseria, vedi ragazzo, invece una volta gli diceva fidarsele bene ma non fidarsele meglio, io ho preso tutto da mio nonno, per lui erano tutti truffatori, tutti rincoglioniti, perché aveva la vita facile su quello, è vero on the strada, game, guarda il laghetto in fondo ragazzo, lo vedi? C'è quella roba strana in fondo, deturpata dai pali e la corrente, sì esatto, ti sa che singano su quei pali della corrente, rovina tutto. Cioè secondo me, come hanno fatto i siti protetti dal patrimonio UNESCO, dovrebbero fare anche il contrario, cioè della serie sito rovinato dal patrimonio Maria Ioesco, una roba del genere, cioè capisci? C'è un qualcosa che indica tutti i posti belli rovinati e distrutti da delle piccole magari sciocchezze, tipo non so, un grattacielo in mezzo a una montagna, piuttosto che i pali della luce della corrente davanti a un panorama. Come italiano, no, è francese, la targa italiana. Oh ragazzi, è pieno di van life da Sky, con dietro tipo le macchine quad, moto da cross, le bici e la Santa Cruz come che piovesse, noi non ho mai visto una in Italia qua, non so. Ed ora musichetta! Per musichetta io ti metto come sottofondo Georges Brassens. Georges Brassens è un po' il De André dei francesi. Non a caso il buon Fabrizio De André prese spunto e anche tradusse molte canzoni del buon Brassens. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propria Come errore di sistema, porca troia. Oh, 1,934 la gasolina. Costa un casino la gasolina. In Francia ti inculano con la gasolina. Non vorrei rimanere a piedi perché c'è l'errore di sistema e non faccio la gasolina. Sì, c'è stata, avrei l'ambulanza da rally, c'è stata una gara grande di jeep da fuoristrada perché avevo moto da cross, cose del genere ovunque. Oh, musichetta un cazzo, non abbiamo fatto niente, abbiamo già pagato 40 euro di autostrada, cioè 20 euro, tieni conto, sono 30 km, una roba pazzesca, cioè ti fermi ogni 10 km, 5 euro, 15 euro, 5 euro. Hai notato anche tu che in Europa c'è stato questo aumento esponenziale delle gazze ladre, cioè mai visto così tante gazze ladre in vita mia. È vero quello che ci avevano preannunciato, ossia che i caselli autostradali è un casino capire dove andare a pagare con la carta piuttosto che con i contanti eccetera, lo vedi quasi all'ultimo, ok, perché c'è il cartellino piccolo e quindi è un po' un casino. In più stai anche attento col camper perché ci sono inspiegabilmente dei caselli con il limite di altezza 2,50 m. Sempre parlando di stereotipi,
sembra quasi matematico che in Francia vengono a trovarti gli zingari a rubare. Ti dirò, dove ci siamo messi noi, eravamo anche attaccati ad altri camper, ci siamo sentiti abbastanza sicuri, non abbiamo avuto alcun tipo di problema. Dopo, per carità, non è una regola matematica che vai in un posto e è matematico che ti rubano, hai capito? Però quello che è matematico invece è che vediamo tantissimi campi rom, ma qui proprio a livello pro, cioè con la discarica dentro, ma tanti, guarda qua, tanti campi rom. Cioè, no, gli hostess anche qua, che due coglioni, ma è gratis o devo pagare? Euro. Ma che €1, cazzo! È una caravella. Con tutto quello che ho pagato di autostrada. Un consiglio per il gasolio della tratta francese è di circa 500 km, dovresti uscire a 20 miglia così in Italia, fuori dall'autostrada, fare il pieno, cioè pieno, quel che ti basta per arrivare in Spagna, perché poi in Spagna costa molto meno. Però ti dirò, a volte si stanco dal viaggio, è la rottura di cazzo, il traffico eccetera, dici ma vaffanculo per quelle 5 euro di differenza che risparmi e via. Noi stiamo facendo a botte di 20-30 euro così in autostrada. Ecco Singano Dakar che sta per sorpassare questa Jeep Dakar con la sua fatica. No, è arrivato il casello, cazzo, ha vinto lui, ha vinto la Jeep Dakar. Mamma mia, ogni 10 secondi, porca puttana, quant'è stavolta? No, solo 7,20 stavolta, ci avevamo speso, non so, 100 euro per fare 50 km di autostrada. No, adesso sto esagerando, però veramente ragazzi è una roba oscena. No, ma ragazzi, veramente è una cosa assurda. Cioè, cosa facciamo alle 10 km ogni volta 5 euro? Ma fate pagare 200 euro di autostrada direttamente alla fine? Cioè, non è assurda sta roba, è tutto un fermarsi, è tutto un casello. Cioè, non ho mai aperto così tante volte in vita mia la porta di guida, è stato un pagar biglietto, porca miseria ragazzi. Cioè, fate un casello Ubo, vabbè. Appunti di viaggio. 2 giorni per arrivare a Barcellona tramite l'autostrada sono giustissimi, né pochi né tanti, sono giustissimi, salvo appunto imprevisti come ieri, hai capito? Se ti dai il cambio e non hai imprevisti, era quello che un po' volevamo fare noi all'inizio, puoi farcela tranquillamente in una giornata. Che parti la mattina presto e arrivi tipo a mezzanotte, ok? Però appunto devi essere in due che ti dai il cambio, che sennò è duretta. Barcellona! Non sai cosa l'hai qui? L'autostrada inglese? Guarda Porsche da rally qua, guarda quante! Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir. Il gasolio è a circa 2 euro e rotti al litro, siamo sempre in Francia, quando fino a 3 giorni fa che eravamo in Slovenia lo pagavamo 1,4, quindi 60 e rotti centesimi di differenza. Però probabilmente, cioè, nei 2 euro al litro ci sono questi autogrill qua. E quindi dove abito oggi? In autogrill, però autogrill con queste robe qua, adesso non so se mangiare fuori. Vediamo. Questa clip è molto sessista. L'autogrill è autogrill strano, un autogrill foresto. Sono tutte cose strane, sì, ma le voglio vedere in un supermercato. Guarda che furgoni tuning da Van Life. Cioè, non ho capito sto Van Life. Live free e ha gabbia dentro. Io non so, sa una roba simbolica. No, scherzi a parte, era veramente un camper, avevano 4 bambini. Ho fatto quello che volevo sempre fare io, mettere le inferriate, perché purtroppo viviamo in un mondo di merda. Tra 200 metri. Attenzione alle regole della strada diverse dalle nostre. Qui è normalissimo sorpassare a destra. Estate, Van Life ovunque. L'autostrada è una tortura
un'avventura pazzesca, però che ti devo dire. E qui sei a circa 150 km dal confine, quello invece è un Cartago, non è un 150 km dal confine. Che devasto. Quando attraversi la Francia, butta l'occhio nei campi, troverai le vitis vinifera, che in latino sarebbero evide de agua, ok? Che sono bassissime rispetto alle nostre, sono alte tipo 1 metro circa più o meno. È strano da vedere. Te lo feci, non nel senso di cacca, nel senso di fare al passato, te lo feci notare ancora nel primo video quando andammo a Cassis in Francia. Ciao, scusa, cosa fai per poterti permettere un viaggio su questo camper? Un cazzo di niente, poi conosco il proprietario. Oh, vous les arracheurs de dents, tous les cafards, les charlatans, les prophètes, comptez plus sur oncle Archibald pour payer les violons du bal à vos fêtes, à vos fêtes. En courant sus un voleur qui venait de lui chipper l'heure à sa montre. Oncle Archibald, coquin de sort, fit le Ennesimo pedaggio, 42,50, più o meno, diciamo che i costi dell'autostrada francese sono il 100% più cari di quelli italiani, ossia costa il doppio. 3, 2, eccola qua, è spagnolo! Spagnolo. E quindi dove mettiamo il caffè oggi? Qua in questa area fa così sassosa e so sta appunto per strada. Attenzione, questo è un discorso razzista, però purtroppo veramente con grandissima amarezza devo constatare che è vero. Allora, stavo chiacchierando con i miei amici per WhatsApp del fatto che ma sti posti, mai ci vorrei stare, ma neanche in vacanza, ok? Ma ho detto, ma perché? Al 90% perché per la delinquenza. Poi ragionavo, pensa ai paesi nordici e parlo essendoci stato, avendoci vissuto, hai capito? Tipo non so, una Scozia o certi posti dell'Olanda, eccetera. Lì adesso non specifico, ma mancano certe razze e effettivamente problemi assolutamente non ce ne sono. Ci sono problemi magari di droga, di ubriaconi, eccetera, ma nessuno che ti entra in camper e ti ruba, hai capito? Non esiste. Pensa, non faccio nomi in quanto per me sono tutti pagliacci, ma quando in politica scaricano il costo del gasolio sui petrolieri, te ricordati sempre che se da noi è 1,9, da altre parti è 1 euro, tipo in Macedonia e nei paesi dell'est. Prendiamo anche la vicinissima Spagna, qui adesso è 1,5, fa sempre parte della comunità europea. Ti stavo facendo i conti dei consumi di pulmini, poi mi sono dimenticato, perché a buttare 30 euro al colpo non sto neanche là a sbattermi le balle. Questo è uno degli infiniti motivi per cui non voglio essere uno youtuber, cioè io vado in vacanza, devo essere felice, rilassato, non svagarmi le palle. Ti racconto sta roba, vale sia per la Francia che la Spagna, se no ti trovi spiazzato. Troverai queste linee continue più larghe, sono tipo quadrate. Questa qui, diciamo, interpretala un po' come una corsia temporanea, in quanto può essere una corsia di uscita, una corsia di missione, ma anche proprio una corsia temporanea. L'abbiamo trovata in tanti magari rettilini, così diventava 3 corsie con quella e dopo, attenzione, c'era subito uno stop tipo quelli e se tu non stavi attento facevi un frontale e ci rimanevi. Quindi quei quadratoni là sono da interpretarsi non come una corsia lenta, ma come una corsia temporanea. Un altro appunto sul viaggio: se ti chiedi ma dove ci fermiamo per mangiare, bisogna uscire qua e là, no. Allora, a parte, vabbè, parlo sia per la Francia che per la Spagna, a parte che come si chiamano, gli autogrill sono molto belli, puliti, hanno tutto il parchetto, tanti hanno anche le giostre per i bambini, carico e scarico per il camper, tanta roba, ma a parte quello, sia in Francia che in Spagna ci sono tantissimi di questi parcheggi con l'area picnic, dove comodissimi, proprio come fosse un autogrill, solo che non c'è il bar e non c'è il benzinaio, quindi entri là, è il tuo parcheggio per l'auto, tranquillo anche per il camper, e il tavolino a picnic, i bidoni di immondizia, e ne trovi tanti,
Qui non è che devi andarli a cercare, ce ne sono veramente tanti. Ma che schifo. Tu bravo! Per Dio, fuori non ci arrivo. Dio caro! Porco, che razza di femmina abbiamo! Sono mica la serva. Non è che la femmina Una gli deve volta vedevano pulire. una cosa e non so, c'era dello sporco, pulivano, adesso ti rompono i coglioni. No, perché non è che la donna la serva deve E pulire. non sarà solo l'uomo che fa tutto l'uomo ogni Ma il tuo volta. campere No, tu ci capivo. pensi tu, se no insomma dopo pulisco talmente bene che non vedi più il vetro. No, pulisco talmente bene che non trova più il vetro e anche a buon offendersi. Questa è El Masnou, dove ci sarà adesso fra 950 metri il campeggio El Masnou. Non è un paesino buttato in culonia, voglio dire, è carino da farti le passeggiatine, c'hai i locali, i negozi, quindi anche se vuoi andare a mangiare una pizza appena fuori dal campeggio, hai capito, non vuoi farti tutti i giorni a Barcellona, o meglio mattina e pomeriggio a Barcellona e la sera qua, è fattibile. Certo che l'entrata, attenzione, perché è proprio in strada, guarda che robe. Ok, dovrebbe essere qui, questo qua, metto già la freccia così non mi importano quelli dietro. Esatto, eccolo qua, Camping Masnou. Sti checchi. Ok, vista mare. Ok, vamos. Questo cosa sbarra. Andiamo a parlare. Svolta a sinistra, Lato. poi la tua destinazione si troverà sulla destra. Ecco qua. Vuoi metterla Sì? Ok, perfetto. Yes. Sì, mi va benissimo. Ah, qua c'è carico e scarico, quindi dopo devo tornare in retro. Che hanno messo nei reparti italiani, sono tutti italiani, se chi vuole via a tenere robe in ordine. Questo sarà il nostro posto, adesso gli carico l'acqua e veniamo qua. Qua non capivo se lei Pelusi è venuto a fare una sorpresa, gli italiani italiani sarà loro. Bestemmiato neanche una volta. Cosa hanno bestemmiato? Non hai bestemmiato? Tirato 3 porchi e 2 madonne, che mi hanno sentito anche quelli là. No, non è vero, non hai Marco, bestemmiato. cane, fatto una retro col buio, no, perché ragazzi veramente agli specchietti vedi zero, quella merda là di retrocamera la condensa e dall'altra non vedi un cioè proprio niente, a cieca, semplicemente devi smontare e guardare come stai andando. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, ¿dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments.